Amici del Calcio a 5, un saluto da Mattia Renna e benvenuti a Cagliari Bitonto. In Sardegna atterrano le nuove campionesse d'Europa. Un Bitonto da sogno che ha vinto 7 titoli nell'ultimo anno e mezzo e oggi riprende la corsa al primo posto di questo campionato, di questa Serie A femminile che scende in campo tutta alle 6 di questa domenica davanti un Cagliari che ha preso fiducia. Ha iniziato a segnare parecchio, viene dal 4-0 al Molfetta, ha iniziato così il suo 2025 vincendo uno scontro diretto molto importante, prove di allungo sugli ultimi 3 posti per le rossoblù che nelle ultime 4 giornate hanno segnato più gol di quanto fatto nelle precedenti 7 e da quintultime sono a -1 dal piazzamento utile per i playoff. Oggi al Palaconi arriva il Dream Team delle Leonesse che hanno segnato 73 gol in questo girone d'andata che oggi volge al termine. Sono addirittura 34 i gol fatti nell'ultimo mese da Lusileia e compagne. Una squadra molto forte che ha vinto anche la Futsal Women European Champions il 21 dicembre. Battendo 8-0 le polacche del record, portando l'Italia sul tetto d'Europa. Cagliari che è stato sino ad ora bravo a vincere gli scontri diretti con Molfetta, Lamezia e Audace Verona. Al momento è a +2 sulla zona play-out in un weekend in cui si giocano Lamezia, Audace Verona in quella che sembra essere un po' un'ultima spiaggia per la TNT Royal. Ferma ancora a 3 punti in classifica con l'Audace Verona momentaneamente al terzultimo posto con 7 punti. Prima di iniziare a far rotolare il pallone sul parquet ci sarà il minuto di silenzio per la morte di Fabio Cudicini, ex portiere di Roma e Milan, e poi si darà il via a questa 13ª giornata, l'ultima del girone d'andata. Finiscono i 60 secondi di raccoglimento, si potrà pensare a cose molto più leggere con il Cagliari che mette in porta ovviamente Antea Polloni, il portiere convocato anche oggi in nazionale per quelle che saranno le 2 amichevoli con il Portogallo il 14 e il 15 di gennaio. Si vuole prendere un posto per l'eventuale mondiale tra novembre e dicembre di questo 2025 appena iniziato. Davanti a lei Pereira, Ribeirete, Vecchione e Mantila. E questo è il roster che sta dando più soddisfazioni a Moreno Giorgi. Vecchione, Pereira e Ribeirete anche grandi protagoniste nella vittoria dell'ultimo weekend a Molfetta in avvio di 2025, il 4-0 del Cagliari che gira così. Il primo pallone va a destra con Ribeirete che calcia subito, qualcosa a metà tra un passaggio e un tiro, palla larga. Può giocare il Bitonto con Santos a destra, Grieco viene a prendersela, poi palla verticale, scavata, non trovata Mansueto, Vecchione a rimbalzo, arriva il primo tiro con il mancino trovato da Tampa, palla parecchio larga. Poi Ribeirete taglia il campo, Vecchione, spalle alla porta, adesso va in mezzo, una grande palla per Ribeirete che non ci arriva, per Mantila che stava attaccando il secondo palo. 30 secondi, buon avvio.
Bitonto verticale, viene a prendersela Mansueto, spalle alla porta, lei che è stata eletta miglior giocatrice di questo 2024. Grieco tocca fuori, poi Tampa la lascia con la suola, la sua compagna in maglia 20. Mansueto, spalle al gioco, c'è la deviazione, c'è la rimessa per il Bitonto. Si ricomincia con Tampa, verticale, Mansueto, spalle alla porta, la lascia lì, cercata Diana Santos, a rimbalzo Ribeirete, vuole il contropiede con Vecchione, palla troppo lunga. E il Bitonto gioca, ancora Diana Santos, isolata davanti Mansueto, scelta, si gira il capitano, adesso palla dentro, forte Santos, chiusura pulita di Ribeirete, contropiede Cagliari, porta la 12, apertura, non c'è più Cinzia Pereira, non c'è intesa tra le due brasiliane rossoblù. Tampa sposta, punta Ribeirete, chiude Vecchione, vuole puntare Diana Santos. 77 che va a sinistra, c'era la sovrapposizione di Pati Ribeirete, non trovata anche lei in gol nel 4-0 a Molfetta. Mantila liscia, allora occhio alla copertura, buona, il sinistro tentato non trovato da Lusileia, deve ricominciare il Bitonto. Diana Santos vuole sgasare su Vecchione. Adesso orizzontale, Tampa cerca spazio, ricomincia, Grieco, punta verticale, palla che non passa, poi Lusileia, c'è il muro di Mantila. Tampa, Diana Santos, adesso Grieco è una delle tre convocate in nazionale per questa doppia amichevole con il Portogallo delle azzurre. Il Cagliari corre a un 3 contro 2, porta Vecchione, c'è il fallo su di lei, c'è la punizione a 17-17 alla fine di un primo tempo ben approcciato sino ad ora dalla squadra di Giorgi, che si presenta anche con la punizione dalla dozzina di metri vicina al dischetto del tiro libero. Fischia Barilla, Vecchione la lascia, poi a destra Queiroz, Mancino, c'è il muro di Diana Santos, dentro anche Queiroz nel Cagliari, può essere un fattore importante per le rossoblù. Isolata in banda, punta la 10, tutta Mancina, deve ricominciare, va in orizzontale Pereira, adesso palla davanti, cercata Vecchione, a rimbalzo Santos, sputa via. Ribeirete, Pereira, Queiroz, verticale, cercato il movimento di Cinzia Pereira, palla complicata, non ci può arrivare. Allora Diana Santos, il Bitonto vuole andare già dall'altra, Grieco, palla davanti, Queiroz difende bene. Lusileia, isolata, Ribeirete vince il duello, poi il Cagliari ripulisce con Vecchione, adesso va verticale, cercata Queiroz, a rimbalzo De Oliveira, rischia tanto, se la cava molto bene, poi Lusileia, sombrero, imbucata da Santos.
che va molto vicina a un golasso con la punta. Giocatissima di Lusileia. Adesso Vecchione, Diana Santos raccoglie Ribeirete, ancora Vecchione, ricomincia Ribeirete, tanto campo, la perde, stop difettoso della centrale brasiliana. Mansueto, Tampa, Diana Santos, destro, deviazione di Ribeirete che chiude bene, rischia anche di farsi autogol. Dall'angolo Santos, Tampa sul secondo palo, cercata non trovata di Vincenzo. Diana gioca davanti, Grieco, c'è la chiusura di Queiroz, adesso chiusa all'angolo, esce così la numero 10, palla verticale, non c'è più campo, non trovata. Fabiana Vecchione. Santos gioca davanti. Ricomincia il Bitonto con Renatigna appena entrata in campo, adesso non gliela lascia lì Tampa, ora sì. Renata puntava sul destro, poi con la punta incrocia troppo. Mantila si fa vedere Vecchione, adesso ricomincia con la sua compagna finlandese. Isolata in banda Queiroz, punta, rientra, ora sul mancino, non calcia, riapre. Pereira, secondo palo, anzi primo. Palla imprecisa, presa semplice per Josiane de Oliveira. Santos gioca forte davanti, ancora Renatigna, punta. Adesso riapre, palla buona, Tampa, rientra sul sinistro, non calcia più. Apertura, Renata punta, adesso apre, tocco fuori, c'è la scivolata buona di Queiroz. A murare il destro di Mansueto. Tampa lavora con il fisico Queiroz, ora chiusa all'angolo, rischia tanto, Mansueto, tocco fuori, Renatigna ripulisce, adesso sul sinistro calcia Murata. Renatigna la lascia lì, Mansueto, Murata, rimbalzo Vecchione, anzi no, Santos ripulisce, pressata da Queiroz, primo fallo anche per il Cagliari. Bitonto che adesso vuole mettere in moto la grande produttività offensiva delle sue giocatrici. Renatigna, Mansueto e Lusileia con 14, 13 e 12 gol sono le tre migliori realizzatrici di questa Serie A. Va vicinissima al palo Mansueto a quello che sarebbe stato il suo 14° centro. Per il Cagliari dentro Virdis, la 2008 protagonista con l'Under 19 che ha vinto ieri sul campo della Sampiera. Adesso verticale Pereira, stoppa bene, poi scivola, esce De Oliveira che vuole andare subito davanti, Queiroz con la testa, poi Santos, verticale, chiude Virdis, ripulisce il Bitonto con Renatigna. Dentro anche Nicoletti, scappa Tampa, palla destra, Renata centrale, gliela ridà Renata Murata. Allora Mantila, Virdis, palla centrale, Mantila fa il velo per un'avversaria che è Tampa, palla sinistra, Renatigna, sinistro-destro, ne ha due addosso, il Cagliari corre con tre,
palla a sinistra, Queiroz stoppa, ora con la punta De Oliveira chiude bene. Il Bitonto adesso vuole rispondere contropiede, c'è il muro di Cinzia Pereira. Ritmo molto alto in questi primi 7-18. Scava Tampa, secondo palo, Renatinha calcia forte, fuori. Mantila isolata davanti Vecchione, palla scomoda, buono lo stop con il petto, poi ricomincia Virdis, Mantila a sinistra, Ribeirete, verticale Virdis, davanti anche Vecchione, ignorate, Ribeirete va da sola, calcia fuori. Nicoletti, orizzontale, Renatinha va davanti, c'è il pressing di Virdis, se la cava Grieco, ricominciando con la sua numero 9, adesso l'apertura, il destro di Mansueto, ancora largo, non c'è la deviazione. Mantila, il Cagliari esce ancora davanti, Vecchione la tiene in mezzo a due, passa la 77, adesso l'apertura, Virdis, sgasata e destro, De Oliveira male, Vecchione, De Oliveira si rifà, doppia parata, la seconda meglio della prima, con qualche problema nella presa. Vecchione riapre, è un regalo per Renatinha, è un 1-0, va la 9, doppio passo, triplo, suolate destro. Il Bitonto è in vantaggio, 15° gol per lei, 74, la quota offensiva del Bitonto. Regalo del Cagliari che è andato vicino 2 volte, la seconda con Vecchione al gol dell'1-0, adesso subisce lo 0-1 con il regalo alla numero 9 del Bitonto, Renata Adamatti. Renatinha segna il 15° gol della sua Serie A. Il Cagliari vuole rispondere con Virdis che non si prende il fallo. Renatinha suola, il Bitonto va a destra, Nicoletti, Renatinha in banda lato lato, si va a sinistra, Mansueto 1-2 che non si chiude, Renatinha verticale, la rivuole con la punta, Murata, poi rimbalzo Ribeirete verticale, si impegna Vecchione, prima di lei Nicoletti. 10:40 alla fine di un primo tempo molto godibile tra la seconda e la quintultima forza sino ad ora di questa Serie A femminile. Renatinha va a sinistra, Nicoletti, verticale, Lusileia, spalle alla porta, protegge su Pati Ribeirete, il Bitonto va dall'altra, Renatinha, mancino per andare sulla parte sinistra, Lusileia non punta, ricomincia, il Bitonto ragiona, Nicoletti, Grieco,
Renatigna sgasata su Queiroz, poi la perde. Rischia Renatigna, il Bitonto gioca, vuole accorciare sulla capolista, kick-off che sta perdendo 0-1 sul campo del Pescara. Il pressing di Queiroz, Renatigna con il ghiaccio nelle vene ricomincia, Bitonto esce verticale, Lusileia, sinistro, murato da Ribeirete. Lusileia, Nicoletti la lascia lì con la suola, Queiroz a rimbalzo, ne vuole approfittare. Adesso chiusa all'angolo, recupero di Renata Damatti, sinistro dentro, se lo mangia Grieco, vicinissima al +2. Bitonto che in questo girone d'andata ha avuto qualche problema con gli scontri diretti, ha perso con la kick-off nel recupero del 29 dicembre, poi pareggi con Pescara e Falconara per quello che al momento è un secondo posto nella Serie A. Adesso Vecchione, spalle alla porta, stoppa molto bene, poi per girarla serve un miracolo che non riesce, stop miracoloso che non riesce neanche a Lusileia. Poi il Cagliari fa caos, regala la rimessa, Lusileia, palla a sinistra, Tampa. Nicoletti, Tampa, isolata in banda Grieco. 1 contro 1, punta Queiroz, duello vinto dalla brasiliana rossoblù, adesso chiusa all'angolo, si prende anche il fallo. Lavora bene Andreja Queiroz, sino ad ora 3 gol nel suo campionato, arrivata come tante giocatrici del Cagliari in quest'estate, l'ex Pelletterie. Intanto Lusileia, suolata dietro, Tampa arriva, calcia, deviazione a rimbalzo Polloni. Queiroz vuole puntare, adesso va in orizzontale. Pereira, dentro anche Giuliano per il Cagliari, riferimento là davanti, Queiroz, il campo finisce, non trova più il pallone. Tampa, Santos con l'esterno dentro Lusileia, sponda, Grieco, destro alto. Ribeirete, anzi era Pereira, palla verticale, Vecchione, gioca fuori, Giuliano, il Cagliari va a destra, si deve ancora accendere Queiroz, 1 contro 1, punta Grieco, ricomincia, suolata, Mancino che non filtra, a rimbalzo Giuliano, Queiroz, ancora contro Grieco, poi sbaglia l'apertura per Cinzia Pereira e il Bitonto gioca, palla a sinistra, Tampa centrale, Queiroz chiude, vuole anche il contropiede del Cagliari, poi se la porta out. Diana Santos punta, trova il corpo di Lusileia, rimbalzo Giuliano per il 2 contro 2 con la punta, deviazione, angolo per il Cagliari che vuole tornare sul livello del mare quando mancano 6 minuti e 30
alla fine di questo primo tempo. Pereira forte dentro, Ribeirete, c'è l'anticipo di Lusileia, poi Pereira la tiene in campo. Polloni, Pereira, il Cagliari ricomincia da dietro. Si stacca Ribeirete, vuole l'uscita davanti, cercata Vecchione, palla scomoda, la ammortizza, la campana rossoblù. Adesso Pereira, Vecchione incontro, in mezzo a due, destro-sinistro, Giuliano, Pereira. Palla davanti ancora Vecchione, ancora con lo stop, poi vorrebbe la rimessa, non l'ottiene. Tampa, Santos, parallela, poi Santos, fortissimo alto. Grande combinazione sulla verticale tra Diana Santos e Lusileia. Vicinissima la numero 7 a quello che sarebbe stato il suo 7° gol in questo campionato. Sono stati 20 nella passata Serie A. Adesso Mantila in banda punta, non è la specialità della casa, rischia tanto Pereira, il Cagliari si salva. Ribeirete, Pereira scava, gran palla da Mantila, gran chiusura di Mansueto. Il Bitonto si difende bene. Batte Mantila, forte davanti, Ribeirete con un controllo difettoso. Renatigna, Santos, Tampa, davanti Mansueto, isolata per ora e ignorata dalle sue compagne. Poi palla davanti, Mantila in anticipo, vuole uscire con il pallone, ci riesce il Cagliari. Palla a sinistra, Virdis, sbaglia il controllo. Davanti Tampa, poi palla centrale, Diana Santos, controllo così ce l'ha ancora il Bitonto. Renatigna, cambia lato, Tampa, stop orientato, rientra e calcia. Non benissimo, c'è anche il time out, il primo chiamato da Giorgi. Torniamo in diretta dal Palaconi per Cagliari Bitonto, sino ad ora è 0-1 con il gol di Renatigna che ha segnato il suo numero 15 in questa Serie A. Bitonto anche vicina al 0-2 con Diana Santos 2 volte, anche Mansueto si sta riscaldando per segnare, come sta facendo parecchio
in questa prima parte della sua Serie A. Lei che è stata anche eletta miglior giocatrice italiana del 2024. Ha festeggiato così la vittoria in campo europeo del Bitonto. Intanto Renatigna cambia lato, Tampa cerca spazio, poi calcia, c'è la deviazione. Renatigna, tocco fuori, Tampa, deviazione, poi raccoglie Pereira, c'è comunque l'angolo. Il Bitonto gioca, Tampa, destro, ancora trova la sporcatura, ancora trova l'angolo. Il Bitonto adesso va fuori, Diana Santos ha qualche problema, non riesce a riaprire. Rimessa Cagliari dentro Queiroz a 3:22 dalla fine di questi primi 20. Queiroz verticale, palla buona, Ribeirete ricomincia, Queiroz verticale anche lei, Mantila non gioca di sponda, c'è la chiusura pulita di Renatigna che poi vuole uscire davanti. Chiusura di Pereira, Polloni deve sbrigarsi, non trova più Maria Mantila. Isolata Renata, adesso orizzontale, il destro di Tampa, Polloni para, alza, concede solo l'angolo, la numero 1 che veste la 66. Adesso Santos, c'è il tacco, a rimbalzo il destro murato di Mansueto, il Bitonto ricomincia, Santos parallela. Adesso Tampa centrale, Mansueto incrocia con il destro, fa 2-0 per il Bitonto. La incastra all'angolino Nicoletta Mansueto, arriva a quota 14. Queiroz, isolata in banda, deve rispondere per il Cagliari. Adesso Ribeirete, forza il tiro, non trova il premio. Complicato da qui trovare la porta per fare male a De Oliveira. Allora Renatigna, Tampa, Santos davanti, Renatigna ricomincia con Diana Santos. Ancora Tampa, il Cagliari prova a pressare, il Bitonto ha altre idee, Mansueto calcia così facile per Polloni che ricomincia a sinistra. Pereira sulla verticale, Vecchione con una palla non semplice, Queiroz a destra, Ribeirete, scelta, ancora Queiroz, davanti c'è Vecchione, la brasiliana va da sola, poi tamponata, la perde su Tampa, rischia tanto, il campo finisce. A destra Tampa, Renatigna punta, vuole spostare su Pereira, altre idee ancora, Renatigna, tacco da Santos, chiude troppo con il destro, altro tentativo verso la porta di Diana Santos che sta cercando il gol, trovata intanto Vecchione, altro stop complicato che riesce, palla dentro, trova il muro. Il Cagliari vuole presentarsi lì anche con il portiere di movimento. Dentro Giuliano, quando mancano 1 minuto e 7 secondi.
Alla fine di questo primo tempo le rossoblù ragionano per giocarsi il 5 contro 4. Pereira, Queiroz, cestina così la chance, il Bitonto vuole giocare subito, non ci riesce e il Cagliari se la cava, deve rientrare Polloni, lo fa adesso. ...40 secondi alla fine di primo tempo, Ribeirete allontana, Diana Santos raccoglie, la tiene in campo. Renatinha, si crea l'occasione, adesso taglia il campo, Mansueto dentro, Santos, Murata 2 volte dentro. Renatinha doppietta e 3-0. Il Bitonto indirizza parecchio questa partita sul finire di primo tempo, 24 secondi alla fine. ...20 secondi, il Cagliari vuole crearsi l'ultima chance, dentro ancora Giuliano, la prima volta non è andata benissimo. Vediamo adesso se ci sarà tempo e modo di creare qualcosa. Queiroz, mancano 5 secondi, non forza, ricomincia da Vecchione, 3, 2, 1, calcia anche Pereira, finisce qui il primo tempo, il Bitonto vince 3-0, la doppietta di Renatinha. Noi ci fermiamo e poi di nuovo in diretta dal Palaconi per il secondo tempo di Cagliari Bitonto.
Di nuovo in diretta per Cagliari Bitonto, 0-3 nel primo tempo, la doppietta di Renatigna e poi il gol di Mansueto nel mezzo. Chi se non le due migliori realizzatrici della squadra allenata da Gianluca Marzuoli, con il gol di Mansueto che è una delle tre convocate in nazionale lato Bitonto. Le altre due sono Grieco e Renatigna. Dall'altra parte il Cagliari festeggia per la convocazione di Antea Polloni, il portiere rossoblù che si sta prendendo una scena importante nella prima metà di questo campionato e vuole prendersi anche un pezzo dei colori azzurri che si giocheranno il posto nel mondiale. Il Cagliari gioca con Queiroz, uscita verticale, cercata Vecchione, rimessa Bitonto con Diana Santos che ha chiuso bene su Fabiana Vecchione. È lei la miglior realizzatrice del Cagliari, 8 gol per l'ex calciatrice a 11, ex Napoli e Lazio su Prato, poi nelle ultime due è stata protagonista anche sulla sabbia con il Cagliari Beach Soccer. Queiroz va centrale, si chiude l'1-2, adesso sul destro la numero 10 che è Mancina, viene chiusa in rimessa laterale. Il Cagliari vuole regalarsi la speranza di rimonta contro le campionesse d'Europa. In questo secondo tempo ha avuto un buonissimo approccio nel primo, poi alla distanza si è un po' sfaldata, è uscita soprattutto la grande qualità delle calciatrici sul parquet del Bitonto. Santos va a destra, adesso l'imbucata Lucy Leia la lascia lì, Grieco va molto vicina al gol, manca solo lei all'appello delle nazionali italiane in gol oggi. C'è stata anche la deviazione, c'è l'angolo per la squadra di Marzuoli. Batte Tampa che scava sul secondo, al volo Lucy Leia, paratissima di Polloni due volte, la seconda con la faccia, miracolo di Polloni che rimane a terra, si è fatta male. Doppia grande risposta dell'ex kick-off che speriamo non si sia fatta niente di grave. Ha ricevuto una pallonata da un paio di metri da Grieco, ancora una volta molto vicina al gol. Si rialza Polloni, si tocca nella zona dell'occhio, probabilmente cambio forzato, sì, per Moreno Giorgi dentro Tonga, il secondo portiere classe 2004 del Cagliari. Che dovrà difendere su questo calcio d'angolo. Il Bitonto gira largo, Lucy Leia, prima parata di Tonga che entra così in partita, vuole andare anche per il contropiede di Andreja Queiroz, sul secondo Pereira ignorata, Mantila, Pereira forte, palla scomoda per la 14 che la tiene in campo, tacco, Vecchione, spalle alla porta, fisico, poi Queiroz liscia con il sinistro. Diana Santos stampa, rischia tanto, Vecchione gioca dentro, ancora da Queiroz, ancora in precisione per il Cagliari che cestina così la chance del 2 contro 1.
Palla verticale, Tonga con la testa alle porte della sua area, è un 3 contro 3, lo gioca Queiroz, mancino forte sul secondo, chiusura non trovata, Vecchione non trova neanche più il pallone, Andreja Queiroz. Queiroz isolata in banda, punta, c'è il Mantila che fa il blocco, palla orizzontale, Pereira davanti Vecchione, ignorata, palla davanti, esce De Oliveira, blocca senza problemi Santos forte al corpo di Lusileia, non c'è il fallo, anzi sì, punizione Bitonto, fallo di Queiroz, protezione che riesce a rendermi Lusileia che fa salire il Bitonto e si conquista così la chance in zona 7-8 metri dalla porta di Tonga. Fischia Barillava, Santos gioca fuori, Lusileia sul palo interno, vicinissima al suo 13° gol in Serie A. Va davanti Pereira, Vecchione pressata, se la cava bene, poi scarica. Davanti Queiroz, chiusa nel traffico, ricomincia con la sua connazionale Cinzia Pereira che poi scava, palla scomoda davanti, Vecchione lavora così. Queiroz, sinistro. Non vede la porta, adesso apre, Pereira ricomincia, secondo palo, Vecchione non calcia, non può, adesso imbuca, una grande palla per Pereira che non trova il pallone, non trova lo stop. 3 minuti e 27 su alti ritmi, in questo secondo tempo si è giocato parecchio. E un paio di chance da una parte e dall'altra. Lusileia, suola, la lascia lì, Santos punta, Tonga fa una paratissima per non far rimpiangere Polloni. Manda il Bitonto in calcio d'angolo. Santos, c'è il velo, poi Tampa, sterzata sul destro, chiusura di Queiroz che evita la conclusione con il mancino di Tampa. Orizzontale, rischia il Bitonto, ci sarebbe stato il fallo di Pereira, le leonesse continuano a giocare, Santos non riesce il sombrero così, poi Vecchione vuole il 3 contro 2, Vecchione calcia in porta, deviazione, non ci arriva Queiroz, il Bitonto gioca così per il contropiede, lato lato, raccoglie Grieco, ricomincia, Lusileia, sinistro no, poi destro, murata da Fabiana Vecchione. Diana Santos, orizzontale, Tampa sgasata sul destro, ancora Cristina Tonga a rispondere presente. Altro angolo per il Bitonto che vuole accelerare per trovare quota 4 e mandare ai titoli di coda la partita. Mansueto, Tonga in 2 tempi raccoglie, terza parata importante della classe 2004 che ricomincia con Queiroz. A destra Pereira, si è buttata nello spazio Ribeirete, scelta adesso. Dall'altro lato c'è Vecchione. Poi Ribeirete, c'è il fallo.
portiere di movimento per il Cagliari, che mette in campo Antonia Giuliano. Si sono giocati 5 minuti e 53 in questo secondo tempo. 3 parate importanti per Cristina Tonga, 2 per Polloni. Sulla seconda si è fatta male, ha lasciato il campo. Il Cagliari vuole giocarsi così il 5 contro 4. Quando manca parecchio alla fine e il Bitonto difende molto basso. Non ha assolutamente interesse di mettere a rischio questi 3 punti, indirizzati molto bene, con un grande primo tempo, con una grande metà di primi 20, in cui prima Mansueto e poi Renatigna hanno portato nelle casse della squadra di Marzuoli il 3-0, che adesso va difeso. Giuliano non forza la conclusione, aveva anche parecchi metri da prendere, esce adesso Tampa. Il Cagliari riflette. Queiroz. Pereira, Queiroz, ancora Pereira. Vecchione, a destra Ribeirete, scelta adesso. La numero 12 ne ha 2 addosso, rientra, rischia tanto, a rimbalzo Mansueto con la punta. Manda fuori il pallone, manda un segnale al Cagliari, che è vero, deve rimontare il -3, ma deve anche mantenere aperta una partita complicatissima contro le campionesse d'Europa. Queiroz, Vecchione quasi con il velo, appunto quasi, raccoglie Renatigna. E allora De Oliveira. Mansueto taglia il campo, ancora Renatigna, velo di Diana Santos, Tampa. Renatigna vuole andare sulla profondità, palla scomoda per la numero 9, che ringrazia comunque Diana Santos. Queiroz scava così, palla molto interessante per Pereira, troppo lunga. Sulla parallela Mansueto, ripulisce così il pallone, poi Tampa, Renatigna, Mansueto, gioca fuori, trova il suo portiere De Oliveira. Allora Tampa, pressata, esce così il Bitonto con il tacco di Renatigna, adesso l'uscita è verticale, Mansueto incrocia, blocca Tonga, il Cagliari esce a destra, Queiroz dall'altro lato, c'è Vecchione, ignorata, ancora la numero 10 che adesso rischia tanto di perderla in campo, Virdis, c'è il fischio, non poteva più toccarla Tonga e allora c'è la punizione alle porte dell'area per il Bitonto a 12:30 alla fine. Sulla palla Santos e Renatigna. A sinistra si è staccata Mansueto. Il Bitonto ha un'altra grande chance. Renatigna gioca fuori, Tonga la para con i piedi. È entrata molto bene in partita e si prende gli applausi del Palaconi. Nicoletti a destra, Renatigna quasi con l'elastico, poi ne ha 2 addosso, rischia di perderla, non c'è più campo, rimessa rossoblu. Giorgi mette in campo Maria Mantila, il Cagliari esce davanti, Vecchione deve proteggersi, poi ricomincia Ribeirete
Mantila, Virdis da ultima, gioca così, rischia tanto, la perde, poi con la mano si continua davanti, palla troppo profonda per Renatinha, che non raccoglie più. Isolata davanti Vecchione, scelta adesso, protezione, tacco, Ribeirete, secondo palo, Mantila, murata, ancora Mantila, paratissima di De Oliveira, doppia sfida vinta dal portiere del Bitonto sulla centrale finlandese del Cagliari, che rischia, palla centrale, raccoglie Tonga sul destro di Tampa, che aveva recuperato molto bene e che adesso deve difendere. Vecchione, gran giocata, sinistro di Ribeirete, che riporta il Cagliari in partita, la incastra alle spalle di Josam De Oliveira. Terzo gol per la numero 12, che fa 1-3. (11 minuti e 10 alla fine). Grieco a rimbalzo, calcia, ancora Tonga, ancora angolo per il Bitonto. Angolo battuto fuori, Mansueto, Renatinha, isolata in banda, adesso Mansueto dopo scambio si chiude tra la 22 e la 9 che prende il mancino, calcia, no, allora Mantila, scava davanti, non c'è nessuna, raccoglie Mansueto, Grieco, tacco, poi Renatinha, palla centrale, Nicoletti, anticipata, Ribeirete ripulisce, va centrale, palla rischiosa ma buona, Vecchione ripulisce, Virdis ricomincia, Mantila, il Cagliari esce, Vecchione scava con l'esterno, è un regalo per il Bitonto che gioca così, Nicoletti davanti, Grieco, stop e destro, palla fuori, cestina così, la grande chance per il 4-1 delle bitontine, che vogliono tornare sul +3. Pereira, Mantila, Ribeirete, anticipo di Nicoletti, sgasata, palla centrale, la lascia lì con il tacco Lusileia, Renatinha ricicla il pallone, rientra e calcia, Tonga, respinta, raccoglie Lusileia. 4-1 per il Bitonto che torna sul +3, rimette le cose a posto. Anche Lusileia in gol, con la linea blu, con la linea azzurra. Il Bitonto trova il 4-1 e il Cagliari invece chiama il time out.
Tornano in campo Cagliari e Bitonto, 4-1. Lusileia ha trovato il gol numero 13 del suo campionato, ha riportato la sua squadra sul +3. Adesso il Cagliari proverà a rispondere in questi ultimi 9:48 di una partita ben giocata dalla quintultima forza di questo campionato. Davanti Pereira, Mantila chiusa nel traffico, riapre da Queiroz, adesso isolata, rientra Pereira, la lascia lì, è un regalo per Lusileia. 1 contro 0, va la 10, incrocia sul fondo, vicina anche alla doppietta Lusileia. Lusileia che ha vinto il titolo di miglior pivot della stagione 23-24, poco prima che il Bitonto giocasse la finale europea contro il Record, vinta poi 8-0 il 21 dicembre. A proposito di premi, Bitonto che aspetta la decisione sul premio di miglior allenatore del mondo. Il suo di allenatore ha preso la seconda nomination consecutiva ai Jaco Futsal Awards. Lui che è stato anche panchina d'oro per quel duplete vinto con Coppa Italia e campionato un anno fa. Ribeirete scava, Mantila. Da ultima gestisce a destra Queiroz, punta, adesso rientra Virdis, parallela Pereira, ricomincia da Queiroz, centrale, Mantila, tacco, è passata Queiroz, 2-4, che bella azione del Cagliari che va ancora sul -2, regala un po' di speranza ai suoi tifosi, fa esultare il Palaconi. Queiroz segna il quarto gol della sua stagione. E adesso pressa anche con un po' di coraggio in più il Cagliari a 8:12 dalla fine di questa partita. Cagliari che ha trovato grande fiducia da quel 4-5, da quella sconfitta in casa della Kickoff, in cui però se la giocò alla pari con la prima della classe. Gioca davanti Tampa, poi Lusileia contro Mantila, chiusura della finlandese. Grieco 1-2, chiusura di Queiroz, contropiede Cagliari, gestisce Vecchione a sinistra, arriva Queiroz, stop, secondo palo, Pereira spinge in porta, il Cagliari sogna la rimonta, adesso è 3-4, prima il gol, adesso l'assist di Andreja Queiroz, Cagliari a -1. E questa volta il time out lo chiama Gianluca Marzuoli per rimettere a posto le idee delle sue ragazze.
7:35, c'è ancora parecchio da giocare al Palaconi tra Cagliari e Bitonto. Era 0-3 alla fine del primo tempo, è 3-4 adesso. Prima Queiroz e poi Cinzia Pereira hanno dato tanta speranza alle rossoblù, che adesso sono sul -1. Il Bitonto deve gestire e tornare a distanza di sicurezza. Non lo fa adesso con questa palla buttata davanti, non trovata Lusileia. De Oliveira davanti, Lusileia fa la sponda per Grieco, poi Nicoletti, Tampa da ultima, ragiona, gioca così Grieco, chiusura ancora di Queiroz. Diana Santos, rischia Grieco, ancora Queiroz a vincere questo duello. Di Oliveira davanti, cercata la testa di Lusileia, trovata quella di Ribeirete, poco cambia il Bitonto, trova il gol del 5-3. Anche sfortunata qui Pati Ribeirete, che era stata l'autrice del gol del 1-3 per il Cagliari. Adesso condanna le rossoblù a dover rincorrere con una distanza aumentata. Pereira rischia, poi Vecchione non esce dal traffico. Renatigna, ancora palla davanti, chiusura di Vecchione, a lavorare anche difensivamente. Poi Tampa, Diana Santos non le riesce il controllo. 6:20 alla fine. Queiroz, sgasata, ora sul destro, calcia, viene deviata la sua conclusione, a rimbalzo Renatigna, vuole ripulire, ci riesce, poi la perde. Pereira allontana, rimessa Bitonto. Renatigna col tacco, la lascia lì, arriva Santos, incrocia, palla fuori, ancora molto vicina al gol Diana Santos. Pereira, Ribeirete, va a sinistra, Giuliano, ancora Ribeirete, rischia tanto da ultima, la perde, Tampa, Scippo, poi destro, Murato, rimbalzo Mansueto, vorrebbe il tocco con la mano, non lo ottiene, Mansueto ancora, Tonga, raccoglie in due tempi, poi apre, la perde ancora il Cagliari. Renatigna con la punta dentro, c'è il tocco, c'è la rimessa per il Bitonto. Mansueto ricomincia, gira largo il Bitonto, palla a destra da Renatigna, poi Tampa, scava a sinistra, Diana Santos, parallela, Mansueto dentro, Tonga, poi Mantila allontana, il Cagliari si difende così, la palla è ancora del Bitonto, Santos trova il corpo di Maria Mantila che poi vuole sgasare, ha altre idee Santos.
Tampa con l'esterno, 1-2, ancora la 5, secondo palo, Renatinha, scivolata miracolosa di Pati Ribeirete che si sostituisce a Tonga, rimanda il Bitonto in zona angolo. Renatinha, Tampa, chiusura di Queiroz. (4:32) ancora da giocare. Renatinha va verticale, gran palla, Mansueto non ha più angolo, ora in mezzo, Tonga raccoglie e va subito davanti. Queiroz corre a sinistra, Ribeirete ignorata, a destra arriva Pereira, lei scelta, c'è la deviazione di Tampa. Angolo Cagliari, sta rientrando Vecchione, palla per Queiroz che perde un po' di tempi di gioco. Adesso Vecchione, Queiroz, sinistro, sgasata, ora sul destro, non calcia. Pereira, Vecchione si protegge, poi la lascia lì con il tacco, non trova più Pereira. De Oliveira ancora profonda con una palla che ha fatto male al Cagliari, su cui Mantila se la cava così. Concede l'angolo al Bitonto. Leonesse che ricominciano da dietro, Tampa, uscita a sinistra, Mansueto, scava così, poi va in mezzo, Tonga. Va davanti da Vecchione, adesso palla verticale, Virdis, sponda che non riesce, il Bitonto gioca. Renatinha ragiona, ripulisce il pallone, Bitonto che vuole far passare anche un po' di secondi. 1-2 tra Renatinha e Tampa. La numero 5 tocca fuori, Santos, Mansueto va centralmente, regalo per Virdis che adesso gestisce il contropiede e calcia. Destro murato da Tampa. Si alza Josian De Oliveira che adesso va davanti, Santos, grande stop orientato, chiusura di Mantila che l'ha toccata per ultima. Angolo Bitonto, Santos forte dentro, Tonga esce bene, poi raccoglie Queiroz, 3 contro 2, chiusura ottima di Mansueto. C'è anche il fallo di Andreja Queiroz su Nicoletta, Mansueto, giallo per la brasiliana rossoblù. Santos, Tampa, Renatinha. Santos sulla parallela, Mansueto ricomincia con Tampa, uscita verticale, Queiroz, grande anticipo, Vecchione di prima a sinistra, palla troppo lunga per Cinzia Pereira. Orizzontale Mansueto, Renatinha, saltata Queiroz, cambio gioco, Mansueto, tacco, Santos, punta out. Va davanti Queiroz, Vecchione ripulisce questa palla, poi Pereira, Queiroz. Ancora Pereira, scava davanti, Vecchione, petto, poi ripulisce con il destro, trovando Ribeirete. Pereira ancora davanti, tutta brasiliana l'azione del Cagliari che poi la perde con Queiroz, rimessa Cagliari.
Queiroz gioca, Vecchione gliela ridà, palla semplice per De Oliveira. Allora Mansueto, arriva dietro Santos, Mansueto la lascia lì, Renatinha tampa, gestione del Bitonto, 1:11 alla fine, De Oliveira non la può prendere e allora angolo per il Cagliari. Quando mancano 66 secondi, risultato sul 3:5. Pereira forte dentro, tampa, poi Santos allontana, Mansueto non trova il controllo. Pereira, Mantila, in qualche modo passa da Vecchione, in mezzo a due, vorrebbe il fallo, alla fine lo ottiene. Punizione Cagliari, altro gran lavoro di Fabiana Vecchione, che porta al Cagliari questa punizione importante quando mancano 44 secondi. Fischia Barilla, va Pereira, velo, Ribeirete sul muro di Diana Santos. Poi ricomincia la brasiliana che adesso ritrova il pallone e può andare davanti. De Oliveira rischia anche un po', la blocca in due tempi. «20 secondi». Gestione del Bitonto, pressing del Cagliari, Renatinha esce a sinistra, Mansueto va a destra, Santos per chiuderla, non ci riesce. Ma ancora molto vicino a un gol che ha tanto cercato e non ha trovato. 8 secondi, Ribeirete, forza in mezzo, Diana Santos raccoglie, poi Renatinha fa passare i secondi. La alza Diana Santos, 1, 2 e 3. I fischi di Barilla, ma anche i punti per il Bitonto che accorcia sulla kick-off. Vince una partita tutt'altro che scontata, finisce 5-3 al Palaconi.